L'ennesimo stop al percorso per l'autonomia arriva a tarda notte dal vertice tesissimo a Palazzo Chigi tra Lega e 5 Stelle. Ai pentastellati non convince il testo presentato, tutto rimandato ad un nuovo incontro la prossima settimana. La bozza, nonostante le dichiarazioni della vigilia del vice premier Salvini, non arriva dunque in Consiglio dei Ministri convocato per oggi una nuova doccia fredda. Che ai 5 Stelle non piace l'autonomia ormai lo hanno capito tutti. Che sia slittata l'ennesima riunione lo hanno capito tutti, direi nulla di nuovo sotto il sole. La verità è un'altra, che nessuno ha mai capito qual è il progetto di autonomia dei 5 Stelle. Se avessimo almeno un progetto di autonomia dei 5 Stelle potremmo confrontarlo con i nostri cittadini, riuscirebbero a dire meglio uno o l'altro. Siamo quelli che hanno aperto questo nuovo corso, i veneti vogliono l'autonomia, continua Zaia. L'autonomia se non la fa questo governo la farà qualcun altro nella storia di questo paese. Io spero che lo faccia questo governo perché ci sono tutti i presupposti per firmare. Non si può andare avanti così, lo si dica che non si vuole trasferire l'autonomia, meglio essere onesti. Va giù duro il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Se il tentativo è quello di portare a una riforma che sia una non riforma, io lo dico subito, non la sottoscriverò mai, per cui è inutile che cerchino di portarci in quella direzione. O è sì una riforma seria e utile per il Paese, oppure è meglio che dicano no. Pretendo, ma sottolineo il termine pretendo, arrogantemente che mi si dia una risposta. Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno schiaffone di questo genere senza muovere ciglio. Intanto il vice premier pentastellato Di Maio cerca di stemperare le polemiche con un post su Facebook. L'autonomia la chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed è giusto che si faccia. Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a regioni e comuni. Il movimento lavora così per tutto il paese, scrive Di Maio, che aggiunge: non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione, ma alcune posizioni più estreme mi preoccupano.